Un'atmosfera da carnevale contagia. L'entusiasmo della delegazione italiana alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro è il termometro di quanto il pubblico abbia caricato un corteo eccitato già di suo per essere arrivati al dunque della carriera di un atleta. L'avventura a cinque cerchi che, cercando di mediare con le tensioni e le difficoltà che il Brasile sta vivendo in questi giorni, è un'esperienza unica anche per chi, come Federica Pellegrini, porta bandiera azzurra, è giunto ormai alla sua quarta Olimpiade. La nostra delegazione ha sfidato a circa metà cerimonia, collocata come era intorno alla 100ª sfilata delle 207 nazioni presenti a Rio. Definire semplice il resto della festa, fatto di colori e giochi di luce, è obbligato solo dallo sfarzo che era ancora in memoria dai giochi cinesi di Pechino. Ma la mente dell'evento, il veneziano Marco Balic, ha saputo ancora una volta stupire il mondo con una cerimonia che ha saputo toccare i cuori. Un Veneto in più, insomma, fuori dalla delegazione azzurra che in Brasile conta su 33 atleti, veterani come Ruggero Pertile o Marco Galeazzo, mischiati a diciottenni ambiziosi o anche a 8 azzurri che veneti lo sono di adozione, pur arrivando da altre regioni o nazioni di origine, ma che hanno poi in seguito scelto di vivere in Veneto o gareggiare con un gruppo sportivo locale. Ora si inizia a fare sul serio e per qualche settimana da questa parte dell'oceano si è pronti a fare le ore piccole per sostenere anche solo davanti alla TV questa nostra piccola nazionale nella nazionale.